Dal negozio team di Piazza dei Martiri la coppa dello scudetto è arrivata in città, vedete, nella centralissima Piazza dei Martiri, e c'è già una bella fila di tifosi pronti a scattare una foto. Adesso andremo anche ad ascoltare il loro parere. Come ti chiami? Mario, Mario, allora, quanto è atteso questo momento? Vediamo la coppa proprio lì alle tue spalle, l'hai fotografata, ti sei fotografato vicino, hai potuto toccarla o è vietato? no, vietato assolutamente. Vietato dalle leggi qui, però comunque è un'emozione incredibile, no? Spettacolare, spettacolare. Abbiamo aspettato personalmente 28 anni e l'emozione è forte, veramente forte. E quanto luccica, se posso chiedertelo, perché io non mi sono avvicinato, tu sì. Tanto, tanto, come i nostri occhi quando abbiamo vinto. Senti, e credi che l'anno prossimo riusciremo a riportarla qui a Piazza dei Martiri, anche a maggio 2024, senza Spalletti sarà dura? Sarà dura, però ci fidiamo, insomma, poi le nostre gioie le abbiamo avute, quindi questo è l'importante. Grazie. E dalla fila qui a Piazza dei Martiri per la Coppa dello Scudetto siamo con dei ragazzi, da dove venite? Dalla Sull'Orsola bene in casa. Siamo studenti, veniamo Sì, da Napoli, Giuliano, Sorrento e Torre del Greco. Vi ho beccato prima dell'ingresso, poi magari vi sentirò anche dopo. Cosa vi ha spinti a venire qua e qual è la vostra emozione per questa giornata storica alla fine? L'identità patriottica perché noi amiamo la nostra città e crediamo in questo valore. Concordate voi, sì? sì, concordo. Concordo. E adesso poi voglio vedervi all'uscita e mi racconterete le emozioni di vedere la coppa da pochi centimetri, quindi mi raccomando, a fra poco, a fra poco. E siamo con due tifosi che hanno appena fatto la foto, come vi chiamate? Buongiorno, Flavio. Nunzio, Da dove venite innanzitutto? io sono Felice del Cancello. Da Napoli Centro. E siete venuti qui ovviamente per vedere il trofeo da vicino. Quanto avete aspettato questo momento e com'è poi vederlo da vicino? Voi che non l'avete potuto toccarlo, però l'avete comunque visto da pochi centimetri. È un'emozione unica perché stiamo aspettando da tanto questo momento. Il cuore che mi sbatte lì per l'emozione. Tra l'altro è una maglia stupenda, facciamola vedere, di questa annata degli anni 90, e vi aspettate di vederlo anche l'anno prossimo, questo trofeo qui, oppure senza Spalletti sarà dura? Speriamo che Spalletti rimanga perché ha dato tanto per questa piazza, ha portato una gioia dopo 33 anni, speriamo per il meglio comunque. Uno spera di vederlo pure non solo l'anno prossimo, anche negli altri anni, pure senza Spalletti, anche se sarà molto difficile. Ecco, ti sei appena uscito il primo dei quattro amici del Sull'Orsola. Com'è stata vederla da vicino questa coppa che ora la vediamo lì nello sfondo? È stato molto bello perché, come abbiamo detto prima, è stato un riscatto, è stato comunque un'occasione, è stato veramente molto bello, no? Sono veramente molto emozionato perché si tratta comunque di un momento importante molto per noi perché finalmente dopo più di 30 anni finalmente abbiamo riportato il trofeo qua ed è un trionfo molto molto grande, le palpitazioni proprio, e questo devo ringraziare al Napoli, a tutti voi. Lo chiedo anche a te, l'anno prossimo sarà possibile riportarla qui a Piazza dei Martiri questa coppa? Io ci credo perché comunque si tratta, l'importante è di crederci sempre, mai mollare, bisogna sempre lottare. Grazie mille. Grazie a voi. Ragazzi, com'è andata? Com'è andata? Emozione fortissima, assaporarla da vicino. Molto bella, veramente molto bella questa coppa. Ci voleva tanto, dopo un sacco di tempo che non avevo vinto uno scudetto, anche una 3 coppa. anni, una bella soddisfazione. Senti, e quanto luccica da vicino, da dove eravate proprio a un passo?
proprio forte, luccica. Dà ancora un'emozione di più quando il capitano lazzera in cielo. Domenica riuscirete a essere domenica prossima, il 4, riuscirete a essere allo stadio, ci proverete? Io ci proverò quando si vede arrivare pure e soprattutto lui sarà sicuramente allo stadio a vedere la partita. Io penso che sarò allo stadio, e sarà un'emozione fortissima. Grazie. Rieccoci, com'è andata? Com'è stato? Benissimo, è stata troppo un'emozione. Io non ho mai seguito tanto il calcio, però questo evento mi ha coinvolto particolarmente perché io credo molto in questa città e in quello che questa città può offrire. E finalmente si può dire che sono stati campioni di qualcosa. E poi onestamente non lo si vedeva dal 90, insomma, era arrivato anche ora. E senti, l'anno prossimo, secondo te, riusciremo a riportarla qui a Piazza dei Martiri? Il Napoli ce la farà? Secondo me sì, insomma, io me lo auguro con tutto me stesso, ma deve essere un punto di partenza per noi e non un punto di arrivo. Quindi io sono molto fiducioso. Dove vedi quei momenti nella partita contro l'Udinese? In famiglia, con amici? Sempre in famiglia, sempre. Poi siete scesi? Ovvio. Il 4 giugno si farà una grande festa. Già sto là. Non aspettavi che Spalletti al 99% e via da Napoli? In verità no, però mi astengo. Non commenti? No, no. Senti, dopo la piccola delusione in casa contro i Salernitani, questa gioia immensa con l'Udinese, dove eri in quel momento? Sei sceso in strada? Ma devo dirti che con la Salernitana ero a casa, ma non parlo assolutamente di delusione perché dico molto sinceramente non mi fa né caldo né freddo il pareggio con la Salernitana, perché era solo questione di momenti, lo scudetto era già cucito sul petto, forse valeva più per altri che questo sogno lo culleranno forse a vita, non so se lo raggiungeranno, invece con l'Udinese ero sempre a casa, però io ho lavorato perché ho fatto delle riprese e quindi sono sceso in piazza a festeggiare col popolo, quindi ho visto proprio le emozioni della gente. L'immagine più bella di questa festa, ti ricordi un momento, magari una persona che ha fatto qualcosa di folle? No, sicuramente le lacrime di mio padre, che ha sperato per le nuove generazioni che noi vivessimo gli stessi momenti che hanno vissuto loro, perché magari per tanti anni era un po' una chimera, forse il sogno scudetto, visto il dominio delle squadre del nord. Però magari quest'anno sono saltati un po' fuori tanti altarini, i veri valori sul campo sono usciti fuori, penso, quest'anno e abbiamo dato prova di una grande differenza su tutti gli altri. Su Spalletti te lo aspettavi che è praticamente quasi confermato il suo addio? Ma ci sta l'addio di Spalletti, giustamente ci sta l'addio di Spalletti. Senti, questo trionfo, insomma, l'avete vista insieme la partita contro l'Udinese in esterna? Io a casa mia e diciamo purtroppo non sono riuscito a andare allo stadio perché non ho trovato i biglietti.